Un poliziotto della questura di Agrigento, Sergio Di Loreto, 48 anni, muore durante un'esercitazione al poligono di tiro. Nuove scritte Novax all'Anna Frank di Fontanelle, a Raffadali, focolai all'Istituto Galileo Galilei, 25 studenti contagiano le loro famiglie. L'ex candidato sindaco a Porto Empedocle, Lattuca, ricorre al TAR per presunte irregolarità durante gli scrutini, chiesta la condanna a 3 anni e 6 mesi per l'omicidio stradale del 32enne Giuseppe Terrosi. Domani 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Parte un colpo durante un'esercitazione in un poligono di tiro in Sardegna. Muore un poliziotto della questura di Agrigento, Sergio Di Loreto, 48enne. C'è il servizio. Una brutta notizia arrivata ieri alla questura di Agrigento, un vero e proprio colpo per i tanti poliziotti che hanno appreso della morte del collega Sergio Di Loreto, un poliziotto morto durante un'esercitazione di tiro al poligono di Soddi nell'Oristanese, colpito da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un collega. Di Loreto era assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ed era in servizio all'ufficio automezzi della questura di Agrigento, città dove era nato. Il poliziotto era arrivato da qualche giorno in Sardegna per partecipare al corso di aggiornamento scorte al CAIP di Abbasanta. Ieri era andato con altri colleghi al poligono di Soddi. L'incidente a quanto pare è avvenuto nelle fasi di pulizia di un'arma. A un collega sarebbe partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto il Di Loreto tra addome e petto. Il poliziotto è stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Ghilarza, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Di Loreto aveva lavorato al reparto scorte della questura di Roma e poi a quello del Viminale, per poi tornare nella sua città, Agrigento, dove lavorava all'ufficio automezzi della questura. Lascia una moglie e 2 figli, equilibrio e sicurezza si stringe attorno alla famiglia del collega. Ha detto all'agenzia Stampa Nazionale il segretario del sindacato di polizia Vincenzo Chianese. Era un collega scrupoloso, stimato e ben voluto da tutti, un grande professionista. Un altro messaggio arriva anche dall'ex questore di Agrigento Auriemma, che ricorda il poliziotto morto durante l'esercitazione. Sergio caro, stamattina mi ha inviato questa foto piena di vita con la tua voglia di misurarti con le sfide, orgoglioso di appartenere alla famiglia della Polizia di Stato, uomo, marito, padre, collega coraggioso, un abbraccio dovunque tu sia e grazie. Così il commento di Maurizio Aremma sulla morte di Di Loreto. La questura di Agrigento ha annullato per oggi ogni manifestazione prevista in calendario, tra queste quella condivisa con il centro violenza anti-stalking Telefono Aiuto, denominata Questo non è amore, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Il sostituto procuratore Sara Varazzi ha avanzato la richiesta di condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di Maurizio Modica, 50enne di Agrigento, accusato di omicidio stradale. L'uomo era alla guida della Peugeot che nel febbraio scorso si andò a schiantare contro un muro di via Teatro Tenda tra San Leone e Villaggio Mosè. Nell'incidente perse la vita uno dei 3 passeggeri, il 32enne Giuseppe Terrosi. Modica fu arrestato dai carabinieri perché trovato positivo al test di droga e alcol. Un grave incidente si è verificato stamattina intorno alle 6 sull'autostrada A20 Messina-Palermo tra le uscite di Patti e Brolo. Un camion che viaggiava in direzione Palermo ha sfondato il guardrail e la matrice è volata giù dal viadotto Sant'Angelo dopo lo svincolo di Patti. Gravemente ferito il conducente del tir, originario di Palermo, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma la prognosi è riservata. Ancora da accertare le cause per cui l'autista ha perso il controllo del mezzo pesante a rimorchio, riconducibili forse ad un colpo di sonno. Sull'accaduto indaga la polizia stradale di Sant'Agata Militello, giunta sul posto per gli accertamenti necessari del caso e per regolare il traffico. Il grosso mezzo è finito contro le barriere che delimitano la carreggiata e dopo il violento impatto la motrice si è staccata precipitando dal viadotto, mentre il rimorchio, carico della merce che stava trasportando, è rimasto sull'autostrada e si è messo di traverso nella corsia di sorpasso. Il traffico è stato rallentato nel tratto interessato dall'incidente stradale, anche a causa della merce che è fuoriuscita dal cassone e ha invaso la corsia di sinistra. L'area è stata subito delimitata
e gli altri mezzi sopraggiunti sono stati fatti defluire attraverso una sola corsia di marcia. Fortunatamente al momento dell'incidente, al di sotto di essa non transitavano altri veicoli, scongiurando il rischio di ulteriori e ancora più gravi conseguenze. Ad Agrigento, dinanzi la scuola Anna Frank di Fontanelle in via Alessio Di Giovanni, ancora una volta sono apparse scritte verniciate con spray rosso inneggianti i Novax. In particolare sono apparse le frasi "I Vax uccidono", "Tutelate i vostri bambini" e "Giù le mani dai nostri bambini", accompagnate dalla scritta "Noi siamo vivi". A Raffadali focolai all'Istituto Galileo Galilei, scuola chiusa fino al 4 dicembre, oltre 25 studenti positivi al Covid che hanno contagiato le rispettive famiglie. La situazione epidemiologica sta diventando molto rischiosa e sono costretto a chiudere la scuola, lo dichiara il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro in una diretta Facebook che prosegue. È stata una crescita costante dovuta soprattutto alla festa di Halloween. Oltre 25 studenti sono positivi al Covid, coinvolgendo altri 20 componenti dei rispettivi nuclei familiari. È inutile non mandare i propri figli a scuola e poi il pomeriggio farli raggruppare in feste e festicciole. Dobbiamo, prosegue il sindaco di Raffadali, evitare di tornare indietro con misure restrittive e per farlo è necessario vaccinarsi ed evitare di organizzare feste e assembramenti. Oltre 400 palermitani over 40 alla Fiera del Mediterraneo per ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Buona l'affluenza anche per le prime dosi. Vediamo. Assistiamo con piacere a una ripresa dell'attività vaccinale intensa presso il nostro hub. Continuano a venire un buon numero di persone che fanno prevalentemente le terze dosi, però devo dire con piacere anche molte prime dosi. Ieri abbiamo fatto quasi 1400 vaccini, di cui almeno 300 erano prime dosi, mi pare un risultato estremamente importante. Si vede che c'è una rinnovata attenzione sia sulla vaccinazione che irrobustisce la nostra immunità, sia la necessità di doversi vaccinare per chi ancora non l'ha fatto. Questo nasce da una considerazione: noi abbiamo il virus che circola, i contagi che sono in buon numero, pochissime persone ricoverate, nessuno dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato. Credo che siano ottimi motivi per venirsi a vaccinare, per venire a fare le prime dosi. Si è chiusa a Palermo la prima edizione della conferenza regionale Istruzione, Scuola, Università e Formazione Professionale in Sicilia, promossa dalla Regione con il sostegno del Fondo Sociale Europeo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è chiusa a Palermo la prima edizione della Conferenza regionale Istruzione, Scuola, Università e Formazione Professionale in Sicilia, promossa dalla Regione con il sostegno del Fondo Sociale Europeo e che ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza di studenti, docenti del mondo della scuola, delle università siciliane e nazionali, ma anche esperti del settore che si sono confrontate sulle diverse tematiche, dalla scuola primaria alla formazione on the job, dalle politiche di inclusione alla mobilità internazionale, dal sistema ITS alla valorizzazione della ricerca, dal sistema duale alla creazione di imprese e start-up. Con una particolare attenzione è stata data al futuro dell'istruzione post-Covid e alle opportune risorse offerte dal PNR, anche se ben utilizzate potranno rendere più agevole e adeguato il superamento delle sfide educative, il cammino che il settore sta chiamando ad affrontare. Non è mai mancato il fil rouge con la mia università, con la università di questa città, che ho avuto il privilegio di servire da rettore, ma anche di poter continuare a tenere connessa con le istituzioni regionali attraverso la funzione di regolazione del sistema di istruzione che è propria dell'assessorato che in questo momento dirigo. È comunque un bel colpo d'occhio vedere qui tutto il mondo dell'istruzione e della formazione scolastica e universitaria, oltre che professionale, riunito per questo momento di verifica che ci serve a fare il punto e un primo bilancio sulle cose fatte, ma a riorientare
le scelte per il prossimo futuro, in particolare in vista del PNRR. E intanto durante il Covid la Sicilia è stata la regione che meno ha chiuso e che meno è andato in didattica a distanza, è stata l'unica regione ad aver istituito delle USCA scolastiche, è stata tempestiva nell'adozione dei provvedimenti di chiusura e di riapertura, e questo, come hanno riconosciuto oggi in questa occasione anche i rappresentanti degli studenti, è il segnale di un sistema che dal punto di vista della sicurezza sanitaria ha dimostrato di essere adeguato. Mi ha fatto molto piacere perché i giovani sono quelli lì che sul piano della socialità hanno pagato più di tutti l'esperienza del lockdown, ed è anche una comunità, quella dei giovani, che è oggetto di tanti investimenti e di attenzioni da parte del governo. Andare in didattica a distanza è significato anche dotare di alcune tecnologie, dai tablet a altro. La Sicilia partiva più indietro degli altri, non ha fatto male, questo va a merito anzitutto del lavoro che ha svolto il professore Lagalla come assessore regionale all'istruzione nell'ambito di un governo, quello del presidente Musumeci, che si è caratterizzato per l'adozione tempestiva di tutte le scelte necessarie. Nel 2021 ogni giorno in Italia 89 donne sono state vittime di violenza. Secondo l'ultimo report della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nel 36% dei casi l'autore del femminicidio è stato il marito o il convivente. Ad oggi sono 263 gli omicidi con 109 vittime donne e 93 di queste sono state uccise in ambito familiare o comunque affettivo. Domani 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tante le iniziative in programma. Arturo Cantella. Tante le iniziative in calendario in occasione della ricorrenza del 25 novembre, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Diverse le associazioni che si sono mobilitate in tal senso, tra queste la FIDAPA in collaborazione con Euroform Agrigento hanno promosso un incontro sul tema femminicidio da Dante a giorni nostri, no alla violenza. Tra gli interventi quello di Salvatore Licata, presidente di Euroform, Carmelina Guarneri della FIDAPA, interventi anche del presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, il magistrato Andrei Nocchipinti. Anche alla scuola media Pirandello di Porto Empedocle, al Plesso Rizzo, diretta dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa, organizza un evento in tema. Tra gli interventi quello di Antonella Gallo Carrabba di Telefono Aiuto, di Francesco Pira, sociologo, di Lucia Picone, psicologa, di Sabina Castiglione di Amnesty International, di Olga Milano del Soroptimist, di Agrigento, la partecipazione attiva di tanti studenti con canti e balli in tema. Altra iniziativa è quella del Soroptimist di Agrigento, diretta da Margherita Trupiano, sulla giornata Orange in the World, colora di arancio il mondo, 16 giorni di attivismo nel nome delle donne vittime della violenza, che ha visto la partecipazione di tante amministrazioni comunali, istituti scolastici, la squadra di pallavolo femminile della SEAP, le farmacie aderenti all'Atifar Fedepharma, che avrà inizio giovedì con un minuto di silenzio nelle scuole alle 8:30, alle 18 una messa all'Immacolata Concezione in memoria delle vittime del femminicidio, quindi al termine la deposizione di un mazzo di fiori sulla panchina rossa a Porta di Ponte. Altra iniziativa è quella organizzata al Gallo di Agrigento, un convegno dal Lions Club Valle dei Tempi presieduto da Susi Agono, moderato dalla giornalista Margherita Trupiano, dal titolo Basta violenza sulle donne. Come noi sappiamo, ogni anno il 25 novembre abbiamo la ricorrenza dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi lavoreremo presso l'Istituto Gallo su questa tematica. Stiamo organizzando un incontro, un convegno che vedrà la partecipazione di illustri relatori che si dedicheranno a trattare la tematica, ciascuno secondo il proprio settore. Avremo un intervento video della dottoressa Paratore che ha contribuito alla nascita della stanza rosa, referente del codice rosa a Messina. Oggi si sta creando la stessa opportunità
anche ad Agrigento, e su questo interverrà la dottoressa Di Ricoli. Avremo anche la presenza della dottoressa Pullara, che come comandante coordinatore della Polizia Penitenziaria darà diciamo, il taglio importante relativo alla giurisprudenza, al giudiziario. E poi avremo il professore Francesco Pira, nostro socio e grande sociologo, che interverrà appunto da un punto di vista sociologico, ma sicuramente non saranno esclusi gli alunni, i quali parteciperanno e intermezzeranno gli interventi con delle letture o con dei balli, dei canti, della musica, e quindi ancora una volta una sinergia in cui il club Agrigento Valle dei Templi mira alla promozione di service che, oltre a coinvolgere la comunità, sicuramente vogliono coinvolgere i giovani, le scolaresche, perché se la famiglia è il luogo in cui la formazione deve nascere, invece la scuola è il luogo in cui questa formazione deve consolidarsi. Deve sicuramente avere un ruolo importante. La scuola ha un ruolo importante, quindi, per quanto riguarda la sensibilizzazione e la formazione, e noi come Lions non ci sottraiamo mai ad essere presenti soprattutto tra le scolaresche. Un altro personaggio straordinario che ci accompagnerà durante questo evento è la giornalista Margherita Trupiano, che farà da moderatore e che comunque impreziosirà questo evento, che si svolgerà appunto, come dicevo, nella mattinata del 25 novembre presso l'auditorium dell'Istituto Gallo. Il candidato sindaco alle scorse amministrative a Porto Empedocle, Calogero Lattuca, ha ritenuto opportuno ricorrere al TAR per presunte irregolarità riscontrate nelle operazioni di scrutinio del 10 e 11 ottobre scorsi relative al conteggio delle schede elettorali. L'udienza di discussione è già fissata per il prossimo 14 dicembre. Sicilindustria fa incontrare le imprese con la fintech del credito. Vediamo. Gregori, buongiorno, presidente di Sicindustria. Le imprese siciliane hanno una grande necessità di credito immediato. Questa del canale fintech può essere una soluzione? Assolutamente sì. I dati di Banca d'Italia non solo ci dicono che c'è una Sicilia in ripresa dal punto di vista delle imprese, sono tante opportunità da cogliere, ci saranno tanti investimenti da realizzare e serviranno le risorse finanziarie sia per sostenere gli investimenti ma anche per sostenere il capitale circolante netto delle aziende. L'occasione di cui oggi si parlerà all'interno di questi caffè finanziari, un'iniziativa che si è inventati come sezione credito e finanza qui in Sicindustria, potrebbero essere una soluzione. Sono delle società snelle, flessibili, veloci, che gestiscono le pratiche istruttorie in digitale, quindi verosimilmente ci si aspettano tempi più veloci nell'erogazione del credito, ma al contempo soprattutto nel sapere se la pratica è stata accettata o meno. Dario Costanzo, presidente sezione credito e finanza di Confindustria Palermo. Che aspettative ci sono dai canali fintech? Le aspettative di una realtà complementare al sistema bancario tradizionale per rispondere alla sempre più pressante esigenza di credito delle imprese in vista del nuovo piano di investimenti legati al PNRR. Questo è alla necessità di uscire con strumenti versatili, veloci ed efficaci dalla coda della crisi ancora portata dal Covid-19. Quindi soldi in 24 ore è una realtà? Soldi 24 ore è una realtà, le imprese devono fare la loro parte presentando soprattutto nei prossimi mesi bilanci all'altezza di quello che gli investitori si aspettano da loro. Gianfranco De Capua, direttore commerciale Opin. Come è possibile conquistare la fiducia di un intermediario fintech? Allora, noi siamo un intermediario fintech a disposizione appunto delle PMI, nel senso che mettiamo la nostra tecnologia al servizio delle aziende che lavorano sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di essere molto semplici, eliminare per quanto possibile la burocrazia e dare la possibilità di ottenere risposte chiare e veloci ad una richiesta di finanziamento. Questo è il nostro obiettivo, che ci spinge a essere sempre più presenti sul territorio, così come oggi siamo qui in Sicilia a parlare proprio di noi. Che numeri potete raccontarci?
Ma i nostri numeri sono entusiasmanti considerando la nostra giovane età e la nostra dimensione. Stiamo crescendo anno su anno a tripla cifra, quest'anno faremo il 500% in più rispetto al 2020 e il prossimo anno dovremo fare come da piano industriale almeno il doppio rispetto al 2021, per cui la crescita è veramente verticale, siamo felici di questo. Quello che io denuncio ormai da tanti anni, già nel 2018 avevo fatto una ricognizione di quale fosse effettivamente la spesa effettuata, compiuta, con progetti realizzati sul nostro territorio nel merito dei progetti relativi al contenimento, quindi del dissesto geologico, e già allora i dati erano inquietanti, per cui noi abbiamo da allora un plafond importante e ricchissimo di fondi strutturali che purtroppo, devo dire amaramente, la struttura commissariale non riesce a spendere con la dovuta velocità. Su questo chiaramente personalmente e anche come gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle noi stiamo facendo un grande lavoro e tutte delle iniziative come per esempio il Proteggi Italia proprio volte a erogare risorse alle regioni per poterle appunto spendere. Il problema è nella progettazione, il problema è nel coordinamento. Io ricordo che il presidente Musumeci è il commissario della struttura commissariale ed è proprio in capo a lui la responsabilità degli interventi, in particolar modo per il territorio di Messina, chiaramente che ha una sua fragilità orografica che è sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe veramente implementare questo tipo di interventi per non trovarsi poi sempre a doversi stracciare le vesti quando poi il danno è fatto. Il PNRR quanto potrebbe dare un contributo, perché comunque ci sono delle risorse ed è il momento delle scelte politiche, come indirizzare queste risorse, continuare nella vecchia logica di accontentare qualcuno rispetto a un altro o invece fare quelle scelte che abbiano la politica green come elemento fondamentale di sviluppo da una parte ma anche di tutela del territorio. Sì, assolutamente, la tutela del territorio passa proprio anche dal tendere la mano a chi oggi vuole fare agricoltura, a chi oggi vuole tutelare e coltivare attraverso appunto la coltivazione, i terrazzamenti, i nostri territori che come sappiamo sono a strapiombo sul mare e chiaramente il PNRR in questo ha già fatto vedere appunto i bandi ministeriali per la reggimentazione delle acque. Purtroppo devo dire che i 31 progetti presentati dalla Regione sono andati tutti deserti e con una importante opera di interlocuzione con il Ministro Patonelli siamo riusciti comunque a salvarle all'incirca una decina. Ma non possiamo andare avanti con la politica del tanto meglio, tanto peggio e accontentarci di quello che sarà. Del resto poi appunto non è tollerabile pensare di stare a dire è passato il treno perché non l'abbiamo preso. Pertanto chiaramente al netto di una azione molto forte che stiamo facendo anche di sensibilizzazione delle strutture centrali romane rispetto appunto alle necessità forti che ha la Sicilia, il dramma oggi è quello su cui io da tempo ormai ho puntato l'attenzione e cerco veramente di dirlo e di farlo presente in ogni realtà, è quello di se non riusciremo a mettere a terra le risorse ingenti che ci sono, allora avremo perso veramente anche questo importantissimo appuntamento con la storia. Il rimborso delle spese legali per chi è assolto con sentenza definitiva non è ancora operativo, manca infatti il decreto attuativo. C'è il servizio. Accolto come una svolta importantissima nei rapporti tra cittadini e giustizia l'emendamento di Enrico Costa alla legge di bilancio 2021 che aveva introdotto il rimborso delle spese legali per chi è assolto con sentenza definitiva. Non è ancora operativo, manca infatti il decreto attuativo. La denuncia arriva dallo stesso deputato e responsabile giustizia di Azione su Twitter. La legge sul rimborso spese legali agli assolti è stata approvata a dicembre del 2020. Entro febbraio il Ministero della Giustizia doveva fare decreto per definire chi ne ha diritto, ma non lo ha fatto. Se non verrà emanato prima di fine anno, 8 milioni destinati agli assolti andranno persi. Ma è utile ribadire cosa prevede la norma. Nel processo penale all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché
perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. Esso dovrebbe essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Per averlo, l'avvocato deve presentare la fattura con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità. Il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi: assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione, sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Ma qual è il problema di fondo? La legge di bilancio prevedeva che col decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si adottassero tramite decreto attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti delle risorse stanziate, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso. Era prevista l'istituzione di un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con la dotazione appunto di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce il limite complessivo di spesa. Tuttavia i decreti attuativi non sono mai arrivati e il deputato Costa è furibondo, come racconta Il Dubbio. Costa fa riferimento alla risposta che il governo diede a maggio ad una sua interrogazione parlamentare, sostenendo che la cifra prevista era esigua per le possibili 125.000 domande che sarebbero pervenute e che era difficile stabilire a quale imputato assolto dare priorità, in quanto il fascicolo processuale non è conoscibile. Il governo non può ridicolizzare così la norma, non deve sindacare sulla cifra stanziata e di conseguenza dire che la norma è inapplicabile, aveva detto Costa. Certo, se avessi potuto fare inserire 200 milioni per il rimborso lo avrei fatto. Ancora prosegue: paradossalmente, ci dice infatti il deputato, ci vengono a dire che i soldi sono pochi, ma poi è lo stesso governo che nella legge di bilancio in discussione non prevede un centesimo in più per il fondo. A tal proposito ho presentato un emendamento. Per Costa non c'è alcuna ragione per cui dopo 11 mesi ancora manchi un decreto attuativo, e conclude: sono convinto che il ministro Cartabia non sia stata informata di queste dinamiche, quindi attraverso la stampa mi appello a lei e ai suoi nobili principi affinché possa dare un'accelerazione all'emanazione del decreto attuativo. Purtroppo non sono bastate le mie precedenti interlocuzioni con gli uffici preposti e le iniziative di sindacato ispettivo. Operazione Padronanza, 5 condanne per presunti affiliati al clan della Noce. Vediamo. Ci sono 5 condanne e 4 assoluzioni per i presunti affiliati al clan mafioso della Noce, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il GUP Ermelinda Marfia ha condannato Salvatore Alfano a 10 anni e 8 mesi, Francesco Di Filippo a 10 anni e 4 mesi, Angelo De Luca a 9 anni e 2 mesi, Nicolò Zarcone e Girolamo Albamonte, entrambi ad 8 anni di reclusione. Assolti invece Baldassare Migliore, accusato di associazione mafiosa, Giuseppe Carelle e Alfonso Sino, che rispondevano entrambi di intestazione fittizia di beni, e Vincenzo Ronfolo, accusato di tentata estorsione. I 9 erano stati arrestati, lo ricordiamo, per dovere di cronaca lo scorso anno, insieme ad altri indagati che hanno scelto il rito ordinario nel blitz della squadra mobile coordinato dai sostituti procuratori Vincenzo Amico, Giovanni Antoci e dall'aggiunto della DDA Salvatore De Luca. Le indagini fecero emergere il cambio di guardia a capo della famiglia della Noce dopo l'arresto di Giovanni Nicoletti. Al suo posto il comando passò nelle mani di Alfano con la benedizione del capomafia di Pagliarelli, Settimo Mineo. Il Boschi nel maggio 2018 aveva presieduto l'unica riunione della nuova commissione provinciale di Cosa Nostra. L'attività di indagine dell'operazione Padronanza, facciamo un passo indietro, durò quasi 2 anni. Dalle indagini della polizia emerse una radiografia del mandamento mafioso della Noce, nonché l'allarmante quadro di una organizzazione mafiosa cittadina.
sempre vitale e pronta a intessere rapporti illeciti pur di raggiungere il profitto economico. Nella geografia dei mandamenti, quello della noce è stato sempre uno snodo strategico per gli interessi economici di Cosa Nostra e studiarne le dinamiche è servito agli agenti per ragionare anche sulla capacità di riassetto dell'intera organizzazione mafiosa. È stato accertato che esponenti del mandamento, concludevano, della polizia abbiano avuto contatti con omologhi di altre strutture mandamentali in un periodo storico, quale è stato per Cosa Nostra quello del 2018, in cui per la prima volta dopo decenni era tornata a riunirsi la commissione provinciale. Alla luce di tali contatti è plausibile che anche esponenti di tale mandamento siano stati coinvolti in quell'importante progetto riservato solo ai più autorevoli esponenti di Cosa Nostra palermitana, volto alla riorganizzazione della consorteria criminale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Parliamo adesso del caso Denise Pipitone. Il GIP si riserva sulla richiesta di archiviazione per Anna Corona. C'è il servizio. Il GIP di Marsala, Sara Quittino, si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta per la scomparsa di Denise Pipitone. All'istanza si è opposto il legale di Piera Maggio, mamma della piccola scomparsa da Mazzara del Vallo ormai 17 anni fa. A chiedere l'archiviazione era stata la procura di Marsala, dopo che la scorsa primavera, lo ricordiamo, era stata avviata una nuova indagine sul sequestro della piccola Denise, che aveva appena 4 anni quando il 1 settembre 2004 scomparve dalla sua cittadina. Oggi vado davanti al GIP a dar voce e a rappresentare la figlia di tutti gli italiani. Denise Pipitone, certamente più sereno, aveva detto. Giusto ieri mattina l'avvocato Frazzita, commentando l'archiviazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti in relazione alla conversazione con una testimone intercettata dagli inquirenti, rimane però il rammarico, così ancora l'avvocato, di essere stato ingiustamente attaccato dall'ANM distrettuale di Palermo e di aver subito la gogna mediatica e il fuoco amico, poiché rammento a tutti che siamo parte di un delicato sistema che ha il compito specifico di dare risposte ai cittadini e non di creare polveroni, facendo esondare conversazioni private di avvocati o magistrati che possono mettere a repentaglio la loro incolumità. In aula anche la madre della piccola e madre di tutta Italia, Piera Maggio, ed altri familiari. L'ultima inchiesta sul caso di Denise Pipitone ha visto coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e 2 coniugi accusati di false dichiarazioni al PM. L'opposizione alla richiesta di archiviazione era stata presentata solo per Anna Corona. Il nome di Giuseppe Della Chiave si legava alla testimonianza di Battista Della Chiave, lo zio sordomuto, che aveva detto di aver visto il nipote su uno scooter con una bambina in braccio che poteva essere la figlia di Piera Maggio. Per i coniugi Antonella Allegrini, 63 anni, e Paolo Erba, 71, l'archiviazione è stata chiesta perché, dopo essere stati smascherati dalla procura di Marsala, hanno ammesso di essersi praticamente inventati tutto. Allegrini aveva contattato l'avvocato Frazzita raccontando di aver visto Denise Pipitone il giorno del sequestro nell'albergo di Mazzara in cui lavorava Anna Corona. Il 14 novembre scorso, intanto, si è tenuto a Roma un sit-in a cui ha partecipato anche mamma Piera Maggio contro l'archiviazione delle nuove indagini sul caso Denise. Diverse le intercettazioni trapelate nelle ultime settimane che riaprono il dibattito a 17 anni dalla scomparsa. Ad esempio quella del 25 maggio scorso, quando parlando con la figlia Alice, Anna Corona dice: "Lo vuoi sapere, Cufu Tanno? Lo vuoi sapere chi è stato a quel tempo? Io con Giuseppe. Per le parti civili è possibile che si riferisse al sequestro di Denise Pipitone, ma quel Giuseppe non è stato identificato. Sulla base di questi e altri elementi, le parti civili avevano chiesto la prosecuzione delle indagini preliminari sulla scomparsa della bambina, oggi 20enne. L'ex calciatore di Juventus, Fiorentina e Palermo, Fabrizio Miccoli, è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex calciatore rosanero e ha confermato così la sentenza del gennaio 2020 della Corte d'Appello. Per Miccoli ora si apriranno le porte del carcere. Vediamo. Nessun indugio.
Diventa definitiva la condanna per Fabrizio Miccoli, l'ex capitano del Palermo, che, come ha sancito la seconda sezione della Cassazione, commissionò un'estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio del boss della Calza Antonino Uscintilluni, che è già stato condannato a sua volta in via definitiva a 7 anni di carcere. Per il calciatore pugliese, proprio per via dell'aggravante, in questi casi non vengono concesse misure alternative alla detenzione in cella. La vicenda al centro del processo è quella del recupero di 12.000 euro con violenza e minacce dell'ex titolare della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine Andrea Graffagnini, un episodio che risale a più di 10 anni fa e che fece particolarmente scalpore, poiché Miccoli e Scintilla parlavano nelle intercettazioni del giudice Giovanni Falcone come di un fango, frasi per le quali l'ex capitano rosanero si scusò poi pubblicamente e comunque senza alcun rilievo penale. Il calciatore era stato condannato sin dal primo grado con il rito abbreviato a 3 anni e mezzo dal GUP Walter Tortorici, una sentenza che ha comunque retto in tutti i gradi di giudizio, anche se Miccoli ha sempre escluso di sapere che l'amico Lauricella fosse imparentato con dei mafiosi. Il verdetto definitivo è arrivato paradossalmente dopo quello emesso con l'ordinario per l'altro imputato. Peraltro per Miccoli la procura aveva richiesto per ben 2 volte l'archiviazione prima che si arrivasse all'imputazione coatta disposta dall'allora GIP Ferdinando Sestito. La vicenda al centro dei 2 processi è abbastanza ingarbugliata e a scendere sul caso sono i colleghi di Palermo Today. Tra il 2010 e il 2011 l'ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini aveva chiesto a Miccoli un aiuto per vedere se conosceva qualcuno nel mondo delle discoteche per recuperare il credito di 12.000 euro da Graffagnini, suo socio nella gestione delle locali di Ficarazzi. Il calciatore si era quindi rivolto a Lauricella e i toni erano degenerati in una cappa di mafiosità, per usare le parole del giudice Tortorici stesso. Lauricella era stato arrestato nel 2015 e in primo grado fu condannato a 1 anno con la sospensione della pena. Il tribunale, presieduto da Bruno Fasciana, decise di derubricare il reato di estorsione aggravata in violenza privata, una sentenza che andò in contrasto con quella emessa a carico di Miccoli e che poi fu completamente ribaltata in appello quando a Lauricella furono inflitti 7 anni per estorsione aggravata. Per Scintilla le porte del carcere si sono aperte già il mese scorso, adesso toccherà anche all'ex bomber rosanero. Calcio, il derby tra Akragas e Canicattì lascia degli strascichi. Carmelo Lentini. La gara di domenica scorsa tra Akragas e Canicattì ha lasciato alcuni strascichi. Il giudice sportivo ha infatti fermato sino al prossimo 10 dicembre Francesco Nobile e il tecnico sempre dell'Akragas Giuseppe Anastasi sino al 5 dicembre. Contro la Mazzarese entrambi non potranno andare in panchina. Per quanto riguarda il Canicattì invece sono state combinate 5 giornate di squalifica al difensore Ivan Filippo Raimondi con questa motivazione: per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, nonché a fine gara per contegno irriguardoso ed offensivo nei riguardi dell'arbitro. Per definire, cambiamo argomento, gli accoppiamenti e l'ordine di svolgimento delle gare, verrà effettuato un sorteggio e stiamo parlando di Coppa Italia, presso gli uffici del Comitato Regionale Sicilia il prossimo giovedì 25 dicembre 2021 alle ore 12. A questo sorteggio di Coppa Italia parteciperanno le seconde squadre. Per quanto riguarda l'eccellenza Girone A, Akragas, Mazzara, Profavara e Oratorio San Ciro e San Giorgio, mentre per quanto riguarda l'eccellenza Girone B, Acicatena, Città di Siracusa, Città di Taormina e Ragusa. Intanto ci sono dei movimenti sulle panchine di eccellenza Girone A. Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa con il Profavara, il Mazzara ha deciso di esonerare il tecnico Leonardo Marino. Molto presto si conoscerà il nome del sostituto. Sempre nell'ultimo comunicato diramato dalla Lega si legge invece che la gara Enna Don Carlo Misilmeri, giocata domenica scorsa e vinta dalla compagine palermitana per 1-2,
non è stata omologata per preannuncio o reclamo della compagine ennese. Se ne sconoscono i motivi, ma probabilmente si tratterà di qualche tesseramento. E concludiamo con una notizia che riguarda i tifosi dell'Akragas. Era dai tempi dell'ultima Lega Pro che i tifosi non mettevano mano agli attrezzi per ripristinare i locali degli spogliatoi ed è stata anche una bella sorpresa per tutti. Gli entusiasmi un po' sopiti sembrano essersi risvegliati di botto, specie dopo la convincente vittoria ai danni di un coriaceo e ben messo Canicatti del tecnico Lillo Bonfatto. Grazie al collaboratore dello staff tecnico Ciccio Nobile e al responsabile della logistica e della sicurezza Maurizio Capraro, un certo numero di volenterosi tifosi a proprie spese hanno sistemato rendendo più gradevoli e confortevoli le varie stanze ai calciatori e allo staff tecnico. È stato un gesto molto gradito dalla presidente Sona Giordana e dal direttore generale Giuseppe Deni. Cresce e si rafforza il legame tra società e tifosi biancazzurri che con la loro presenza folta sugli spalti domenica scorsa hanno dato dei chiari segnali. Da sottolineare anche la presenza sugli spalti del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore Costantino Ciulla. In poche parole, un po' di distensione in attesa di futuri ed augurabili sviluppi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.